buonasera a tutti. Immagino che oramai sarete tutti quanti abbastanza stanchi. È sempre difficile intervenire dopo un intervento del professore Jarche, che è sempre preciso, puntuale e soprattutto riesce a creare quelle provocazioni che vanno a colpire proprio però il cuore del problema. Su alcune cose non sono perfettamente in linea, però su tante cose purtroppo devo ammettere che abbiamo delle mancanze. Vorrei però fare una piccola premessa, poi mi innesto in quello che ha detto il professore. La premessa è che bisogna dire che cos'è il comparto della nautica. Scusa, pensavo l'avessero detto. Io sono Roberto Azzi, presidente Confindustria, non ti preoccupare, presidente Confindustria Nautica Centro Nord Sardegna. Rivesto oggi, sono qui in duplice veste, anche poi dirò perché, una piccola parte. Parlerò per un attimo di vela e di sport come presidente dello Yacht Club Porto Rotondo. Per comprendere un po' le tematiche che ha enunciato il professore Jarche, è importante capire che cos'è la nautica della Sardegna. Nautica della Sardegna sono 1900 aziende, sono 1900 aziende per la maggior parte di grande qualità, che negli ultimi 40 anni hanno fatto passi da gigante. Di quelle 1900 più di 1000 sono nel nord della Sardegna, di quelle 1000 che sono qui diciamo che 600 sono in Gallura e la maggior parte di queste sono ad Olbia, nel golfo di Olbia e subito intorno ad Olbia. Questo è un dato molto importante perché ci fa riflettere che cos'è poi la nautica sarda, la nautica dell'isola. Io vorrei, mi dispiace, non vedo più l'assessore, credo che sia andato via, mi dispiace perché tutte le volte parliamo di nautica, parliamo di filiera della nautica, ma nessuno entra nel dettaglio di che cos'è la filiera della nautica. Io lo devo leggere perché più di una volta mi sono scontrato con assessori, ma soprattutto con tecnici delle strutture degli assessorati, i quali pensano che la nautica siano 52 porti, 30.000 posti barca e qualche cantiere sparso per la Sardegna. No, sbagliatissimo. La nautica sono cantieri di messaggio, cantieri di refitting e lavorazioni varie, cantieri di produzione imbarcazioni, cantieri di produzione gommoni, velerie, aziende commerciali per la vendita del nuovo, brokeraggio imbarcazione usata, agenzie marittime, agenzie nautiche, agenzie di servizi agli yachts, officine meccaniche, officine elettriche, aziende per forniture di installazioni impianti elettronici, aziende specializzate nel wrapping di abbellimento, aziende specializzate nel wrapping di copertura invernale, aziende specializzate nelle verniciature, aziende per il trattamento dei carenaggi, aziende per interventi sulla vetroresina, aziende specializzate nella produzione di tubolari per gommoni, laboratori di tappezzeria, ship chandler che sono le ferramenta nautiche, rappresentanti di prodotti per la nautica, portualità marina, prodi minori, che poi dopo con tutta la filiera che ne consegue, yacht club, leghe navali, circoli, scuole vela, diving e affini, officine, tornitori, saldature e realizzazione di parti metallo pure subacquee, quindi una grande eccellenza, officine, riparazioni ed eliche ed assi eliche, ricostruzione ex novo, studi legali marittimi, sicurezza sul lavoro nei cantieri, falegnamerie, posatori, pavimenti in tech che fanno solo ed esclusivamente quello, agenzie di lavaggi esterni e pulizie interne, lavanderie specializzate, noleggio charter, imbarcazioni, motore e vela, noleggio e charter moto d'acqua, agenzie interinali, agenzie di formazione della nautica. Negli sport abbiamo visto prima la slide, parafly, sci nautico e tutto quello che ne consegue, produzione di carburanti, distributori marini, quindi di carburanti e agenzie di bunkeraggio, quindi con i camion per i super yacht. Aziende specializzate nello svuotamento sentine e casse acque nere, aziende specializzate nei trasporti nautici, aziende specializzate nei movimenti e sollevamento delle imbarcazioni degli yacht, produzione cordami, produzione pontili galleggianti, aziende specializzate nella realizzazione di porti e opere a mare, aziende specializzate nel recupero e traino yachts quando vanno sugli scogli, aziende specializzate nella produzione di prodotti anti-inquinamento, aziende specializzate in importazione e vendita parti di ricambio dall'estero, raccolta e smaltimento rifiuti speciali, escursionismo nautico e pesca sportiva e d'altura. Sono solo alcune, potrei andare avanti parecchio. Naturalmente intorno a questo gravitano tutte le forze dell'ordine, quindi capitanerie, guardia di finanza, carabinieri, polizia e tutta l'agenzia delle dogane perché lavorano giorno e notte per garantire un servizio a quei super yacht che arrivano, che fanno dei rifornimenti e fanno movimenti ed ogni volta che arrivano devono fare un'operazione doganale. Questa è la filiera della nautica, quindi vuol dire che c'è una filiera molto importante, molto profonda e che si sostiene con quello che è il comparto delle imbarcazioni che arrivano in Sardegna. Si parlava prima delle imbarcazioni stanziali,
Di fatto noi abbiamo circa nel Golfo di Olbia, nei 52 cantieri, che forse ce n'è qualcuno in più, ma comunque 52 diciamo quelli ufficiali che si affacciano sul mare, abbiamo circa 6.000 imbarcazioni che vanno all'interno, riconverate all'interno di questi cantieri. Queste 6.000 imbarcazioni creano un indotto di qualche centinaia di milioni di euro che resta sul territorio, quindi vuol dire posti di lavoro, vuol dire tutta una filiera poi conseguente che ha un'importanza fondamentale. Da dove arrivano queste barche? Queste barche arrivano per gran parte dal continente, io direi l'80% sono italiani, il 20% sono esteri diciamo europei, c'è qualcuno che arriva da così extraeuropeo, ma sono veramente pochi. Questi italiani che cosa fanno? Hanno normalmente anche una villa, un appartamento, una casetta, qualsiasi cosa, hanno la loro barca, vanno fuori alle isole, vanno a pescare, vanno a fare il bagno, vanno a fare un tuffo, magari non vanno neanche da nessuna parte, però cosa fanno? Quando escono fanno carburante, vanno a fare la spesa, creano comunque un consumo, un indotto. Questo indotto per noi è molto importante. Poi finita la stagione non è che vanno in continente, vengono nei cantieri da noi, anch'io ho un cantiere e per me è una grande risorsa, perché nel momento in cui riesci a prendere una cinquantina di imbarcazioni e di varie misure e metterle nel tuo cantiere, incominci a creare quella commessa che riguarda la carena, la lucidatura, il motore, l'impianto elettrico, la fagnomeria, la tappezzeria, che fa lavorare tutta quella filiera di cui vi ho parlato prima. Oggi stravolgerò un po' quello che è il mio intervento, perché il professore mi ha dato alcuni spunti ai quali devo rispondere. Turismo nautico, sì, prima avevo nel mio elenco avevo scritto lo sviluppo della portualità. La portualità oggi della Sardegna è fatta di marine private, è fatta di porti pubblici, è fatta di approdi minori, di pontili, c'è un po' di tutto, in realtà abbiamo un po' di tutto, però abbiamo una forza piuttosto forte di offerta di quello che sono i posti barca. Però quello che manca è una standardizzazione del livello qualitativo dell'accoglienza e dei servizi di queste aziende. Ne abbiamo alcune al top, ne abbiamo alcune che invece sono molto arretrate. In quelle marine bisognerebbe andare, per tutte queste marine bisognerebbe creare un grande progetto di rete, nel senso vero della parola, nella quale andiamo a creare tutta una serie di strutture portuali, di offerte e servizi portuali che prevedono addirittura di fare quel famoso ponte verso l'entroterra. E questo è un progetto che Confindustria sta elaborando da un po' di anni. L'abbiamo proposto varie volte ai vari assessorati, prima o poi ci arriveremo, non è facile ma prima o poi ci arriveremo. Se ci vogliono 9 anni per creare un campo da golf, forse magari ce ne vorranno 18 per riuscire a capire che le marine devono lavorare tutte di concerto nello stesso modo e la promozione di questo territorio, che è un territorio unico al mondo, deve essere fatta con una voce univoca e con uno standard univoco. Il turismo nautico lo vedo io nella mia visione, lo vedo una risorsa, non lo vedo una grandissima risorsa nell'immediato, cioè l'italiano normalmente non va in barca a vela, il turismo nautico per l'80% è fatto con le barche a vela, è un turismo che appartiene agli stranieri, soprattutto ai nord europei e infatti quel turismo, quelle aziende che lavorano moltissimo nel charter della nautica lo fanno con le barche a vela, ce ne sono 6 aziende a Portisco che sono fortissime, hanno 150 imbarcazioni, lavorano credo al 95% con i turisti stranieri. Addirittura nella Marina di Olbia ci sono mi pare 15 catamarani di una società che si porta i clienti dalla Russia e noleggia direttamente con i russi. Quel tipo di turismo lì fa il turismo nautico che intendeva il professore, che è una risorsa nel momento in cui la sappiamo giocare così come è giusto che venga giocata, cioè chi vuole girare la Sardegna e fare delle tappe e vedere le peculiarità della Sardegna è giusto che lo faccia, però deve trovare la portualità preparata a farti fare questo. Chiedo scusa, qui. A permetterti di fare questo tipo di lavoro. Manca ancora molto, non siamo pronti, non siamo preparati, altri territori sono preparati e quindi sono molto più avanti di noi, ma anche per concezione, per filosofia di tipologia. Ha accennato a una perdita di clientela dovuta all'età, dovuta ad una serie di problematiche, dico sì, è vero,
Noi abbiamo la maggior parte dei nostri clienti, ma questa è una cosa che già UCINA, che è l'Unione Cantieristica Nazionale Italiana, ma anche negli Stati Uniti la si guarda già da una decina d'anni, non c'è il ricambio generazionale negli armatori. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi da qui a 15 anni molto probabilmente avremo un sacco di barche sul mercato vendute, da vendere, e non avremo più chi le porta in giro. Allora magari i giovani che non hanno la disponibilità finanziaria dei genitori, oppure non vogliono fare quello che hanno fatto i genitori, che si compravano una barca, la tenevano 5 anni e poi ogni 5 anni la cambiavano, crescendo di misura, magari si accontentano di andare alle Baleari o in Francia e dire noleggio una barca 10 giorni, 20 giorni, giro le Baleari e poi torno a casa. Quindi quello è effettivamente un pericolo e bisogna contrastarlo. Quindi ringrazio EIARC perché è sempre puntuale nel segnalare anche queste problematiche. Altro problema, mi permetto di dire, è quello dei mega yacht. I mega yacht non sono barche che possono stazionare in Sardegna, o meglio, la Sardegna non è organizzata per trattenere i mega yacht tutto l'anno. Sono progetti che abbiamo cercato di sviluppare negli anni, abbiamo cercato di capire quali erano le problematiche. L'unico posto, l'unica città che potrebbe ospitare dei mega yacht è Cagliari. Cagliari avrebbe gli spazi e le qualità per poter ospitare mega yacht, per fare refitting addirittura durante l'inverno. La realtà, non ci sono le maestranze, ma soprattutto gli equipaggi, il comandante e gli equipaggi, come si diceva prima, non hanno nessuna intenzione di stare in una città su un'isola per tutto l'inverno quando hanno delle famiglie in giro per l'Europa. Preferiscono andare in Francia o in Spagna, saltare su una macchina, riuscire ad andare a casa ogni venerdì sera e stare con la propria famiglia senza dipendere da una nave, da un aereo e da tutti i costi che ne derivano. Quindi questo per noi è un mercato che non riusciremo ad attrarre sulla Sardegna o quantomeno a tenere. Noi i mega yacht ce li abbiamo dal 20 di luglio al 25 di agosto, forse a fine agosto, dipende sempre dagli eventi internazionali che ci sono in Costa Azzurra e che ci sono in Spagna, che possono tenerceli o farceli arrivare prima o dopo, ma dipendiamo un po' da loro. Quando arriviamo ad agosto abbiamo il Golfo di Congianus davanti a Porto Rotondo che è completamente strapieno di mega yacht, li vediamo 20 giorni, 25 giorni, poi se ne vanno in altre destinazioni. Chi va in Francia, chi va in Spagna, chi se ne va ai Caraibi si prepara pian pianino ad andare ai Caraibi. Siamo anche, come dire, altalenanti sulla data di arrivo di questi mega yacht. Perché? Perché molti di questi sono arabi e sono soggetti al Ramadan. Che cosa succede? Quando inizia il Ramadan, quel benedetto mese, questi signori la barca non la usano più e quindi la devono mettere da qualche parte. Ora gli ormeggi per quelle barche in Sardegna non ci sono, per cui quel periodo vanno in Francia, vanno in Spagna oppure vanno in altre località dove hanno creato gli on-port. Gli on-port sono delle situazioni nelle quali queste grosse navi possono ormeggiare, possono noleggiare magari per 6 mesi e tutto l'equipaggio resta sulla barca e ha una sorta di propria area, proprio cantiere dove fare anche delle manutenzioni ordinarie o straordinarie. Quindi questo è per chiarire quello che diceva il professore Iarche. Certamente quel triangolo che ci ha fatto vedere non ci deve far stare tranquilli, certamente bisogna prendere dei provvedimenti. Il ragionamento che volevo fare, al di là della filiera della nautica, il tema di oggi era cosa vede, cosa pensa l'operatore della nautica. Beh, l'operatore della nautica intanto bisognerebbe essere nella sua testa per capire che cosa pensa, però vi posso garantire che fino a qualche anno fa l'operatore della nautica cosa pensava? Pensava di riempire il cantiere, fare 4 lavori e poi vuotarlo e incassare dopo che per tutto l'inverno l'imbarcazione era stata lì, oppure di vendere qualche barca sempre per andare a incassare. Questo era vero fino a una decina di anni fa, poi la crisi ha insegnato moltissimo, ha insegnato che bisogna guardare avanti, bisogna capire quali sono le tendenze del mondo e bisogna capire che cosa oggi vuole il diportista. Quindi importantissimo innanzitutto pensare all'ambiente, perché l'ambiente è la preservazione dell'ambiente è la prima garanzia di futuro del nostro lavoro. In un mare bello i clienti vengono, in un mare brutto non ci vengono più. Quindi è tutto interesse degli operatori cominciare a fare delle politiche di preservazione dell'ambiente. Infatti i cantieri si sono organizzati tutti quanti, tutte le barche vengono lavate in apposite aree dove ci sono i depuratori che raccolgono le acque di lavaggio, depurano e vanno poi negli scarichi fognari, le acque piovane vengono raccolte, tutto quello che noi cambiamo sulle barche viene smaltito con apposite società di smaltimento rifiuti.
in modo tale che non resti nulla a contatto della natura e del mare. E questa è una cosa molto importante, che costa un sacco di soldi, perché tutta questa organizzazione costa un sacco di soldi e necessita di preparazione del personale che deve essere adeguato a eseguire tutte queste operazioni. Un altro passo, un'altra visione che ha l'operatore della nautica è la portualità. Si parlava prima di portualità. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo delle visioni, vorremmo delle marine un po' più organizzate, vorremmo delle marine nelle quali si potesse fare una prenotazione senza troppe difficoltà, vorremmo avere dei servizi all'interno delle marine che comprendano tutti i servizi di cui un diportista ha bisogno, vorremmo interagire con le marine qualora fossero delle marine moderne ed organizzate per far lavorare tutto il territorio, non solo il comparto della nautica, ma quando dico il territorio dico tutte le aziende del comparto turistico del territorio, perché oramai mi permetto di dire che in Sardegna non è che abbiamo tantissime economie, quella del turismo è molto importante e questo brainstorming di queste 2 giornate ritengo che sia molto importante, così come tutti questi 6 appuntamenti sono stati molto importanti. Il diportista vede, l'operatore vede questo, l'operatore vede delle difficoltà, spesso e volentieri non riesce ad organizzarsi, spesso e volentieri guarda mamma regione dicendo ma faranno qualcosa per noi. La realtà è che nessuno fa niente per noi, dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere reattivi. Mi sarebbe piaciuto oggi vedere un po' più di colleghi partecipare a questa riunione. Si parlava, il titolo è Vela e Golf, forse era un po' sviante, perché vela e golf forse vuol dire che c'è un'attenzione verso la vela, perché oggi si parla di una Coppa America a Cagliari, quantomeno uno sfidante, un challenger della Coppa America a Cagliari, e quindi si è parlato di vela. Prima di me avrebbe dovuto parlare l'avvocato Fara delle potenzialità della vela. Qui mi metto un po' il cappello da presidente dello Yacht Club. Si avrebbe dovuto parlare delle potenzialità, delle grandi potenzialità degli eventi internazionali della vela. Portocervo è un'eccezione, una grande eccezione, devo dire attirano delle regate fantastiche e quindi attirano per tutto il mese di settembre e anche a giugno delle regate che attirano un sacco non solo di sportivi dal mondo, ma anche di curiosi che vengono a vedere, escono in barca e vanno a vedere che cosa succede fuori. Quello è un grande volano promozionale della Sardegna, di questa parte della Sardegna. Ora io spero che la Coppa America riesca ad avere altrettanta luce, mi sembra di no per adesso, però voglio dire arriverà. Ho capito oggi che ci sono delle politiche importanti in atto, spero di vederle a breve. E quindi dico, oggi parlando di sport e della vela mi rendo conto che la Sardegna ha dei velisti eccezionali, Andrea Mura, Gaetano Mura, c'è questo fantastico ragazzo di Olbia che ha vinto il mondiale laser, quindi Barabino, che è un ragazzo olbiese. Abbiamo a Cagliari questa ragazza, mi pare che si chiami Sensini, che va col windsurf a campionessa mondiale. Quindi ci sono delle eccellenze. La Sardegna ritengo che sia una palestra a cielo aperto ed è giusto che cominciamo ad avere dei risultati. Sviluppiamo la vela, tutte le attività del mare e portiamo a casa dei risultati, perché sono quelli che ci danno un palmarès. Chiudo qui per un secondo la parte della vela. C'è un altro settore che è molto importante, che è trainante, ma nessuno lo segue in modo abbastanza come dire, fattivo, è la pesca sportiva. La pesca d'altura, quindi la pesca sportiva fatta con le imbarcazioni, con i fisherman, oggi è uno dei settori trainanti della nautica. Come Yacht Club Porto Rotondo abbiamo iniziato un progetto molto importante, abbiamo realizzato una fishing division, abbiamo attirato un centinaio di soci pescatori che sono arrivati con le loro barche su Porto Rotondo e hanno capito e hanno aderito a un progetto molto importante. In Sardegna, nel Mediterraneo, c'è un pesce che è unico al mondo, ce l'abbiamo solo noi, è un rostrato, è l'aguglia imperiale, è un pesce che arriva fino oltre 2 metri ed è un pesce che fa grande gola ai grandi pescatori del mondo, soprattutto gli americani. Gli americani sono abituati a pescare i marlin e questo è praticamente un marlin mediterraneo. In America da un mese non si possono più commercializzare i rostrati e questo ci ha fatto, diciamo, gioco da un certo punto di vista, e quindi stanno cominciando attraverso una società che è la prima società al mondo, associazione al mondo, si chiama IGFA, di pesca ma di biologia marina. Si è fatto un accordo con loro e oggi lo Yacht Club Porto Rotondo è diventato
diciamo nel Mediterraneo un punto IGFA. Cosa vuol dire? Vuol dire che i pescatori del mondo arriveranno su Porto Rotondo, quindi in questo territorio, per cominciare ad andare a pescare quel pesce, ma non per portarlo a casa, ma per poter mettere dei tag satellitari, cioè dei ricevitori satellitari che ci diranno cosa fa quel pesce, dove va, dove vive, gli spostamenti, le migrazioni, che per loro sono dati molto importanti, non solo per loro ma anche per noi. Quest'anno abbiamo addirittura, i nostri pescatori hanno portato a casa parecchie aguglie imperiali. Di una parte di queste, perché i tag satellitari non erano ancora arrivati, di una parte di queste abbiamo fornito a un importante studio di biologia marina la testa, la coda e l'interiora, perché hanno iniziato subito uno studio per vedere di cosa si alimentano, cosa fanno, come vivono, quanti anni vivono, eccetera, eccetera. Quindi chiudo qui la parentesi. Che dire, tornando a bomba, rivestendo un altro cappello che è quello di Confindustria, negli anni abbiamo fatto molte azioni nella nautica, andando addirittura a creare una rete di impresa, Navigo Sardegna. Si è cercato di fare una grande aggregazione, eravamo arrivati a 35 aziende, quasi 100 milioni di euro di fatturato, tutte le aziende insieme, cercando di proporre quello che è una grande interazione con le aziende. Badate bene, non erano aziende di Olbia, ce n'erano solo 3, tutto il resto erano in giro per la Sardegna. Perché? Perché nella nostra idea era che tutto il territorio deve godere di queste sinergie e soprattutto i clienti devono poter girare la Sardegna. Ora mi rifaccio per un secondo al ragionamento del professore Iarche, che ha detto il turismo nautico. Sappiate che ho fatto un progetto pilota come Yacht Club Porto Rotondo con il cappello di Confindustria e ho detto fidelizziamoci con una decina di marine intorno alla Sardegna e diciamo ai nostri soci che hanno una convenzione, una grande scontistica in tutte queste marine, hanno delle macchine a disposizione, le cortesi car, tutti i servizi a disposizione, tutto gratuitamente organizzato da noi. Ebbene, credeteci, in 2 anni non c'è stato un socio, e sono tutti soci che hanno imbarcazioni a vela, motori anche di grandi dimensioni, non ce n'è stato uno che abbia approfittato dell'occasione per girare la Sardegna. Questo che cosa ci dice? Ci dice che quel turismo nautico là deve essere fatto da persone che hanno la testa per fare quel lavoro là. Chi viene in Sardegna, chi viene qui, vuole stare in Sardegna, fare il bagno, è un po' come quello che diceva, chi viene per fare il golf deve fare il golf, punto. Bene, chi vuole venire, che ha la casa qui, ha la barca lì davanti, non farà mai il giro della Sardegna per andare a vedere che cosa c'è dietro Torre Grande, perché non sa nemmeno che c'è Cabras dietro Torre Grande, c'è un museo meraviglioso, o può mangiare del pesce meraviglioso, o può andare addirittura a Tarros a vedere dei resti archeologici che sono probabilmente tra i più belli al mondo. Non lo sa e non gli interessa, quindi questo è il grande problema. Nel momento in cui decidiamo di andare a spingere sul turismo nautico, e dovremo farlo per forza perché la tendenza sarà quella lì, andremo a modificare un assetto, una struttura di un comparto che dovrà adeguarsi a quel tipo di nautica lì. Comunque il futuro ci dirà quale sarà la soluzione migliore. Certo è che in questo momento questo sistema sta in piedi con quel tipo di struttura e le marine non sono ancora pronte, quindi lì serve veramente il progetto di integrazione tra tutte le marine, che sia veramente qualcosa di innovativo, di nuovo, e soprattutto che questa cosa del trampolino per l'interno non sia più una parola lanciata al vento che ci piace dire, ma che sia veramente un progetto fatto bene e strutturato. Non vi rubo altro tempo, grazie per l'attenzione. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.